Quando cantavo la bella gigugin, tutte le sere mangiavo i tagliarin. Adesso che cantona Lili Marlene, la panza vede, i tubo pien, mami, Lulia Marven, mami, Lulia Marven. Tutte le sere dialezza in sa mangiare e alla mattina buon'ora andea a travagliare. Dopo mezdì patate e ris e il duceri e un benedis e viva l'Italia con netto e mezza pan. Passa la notte 3 ore per dormire e alla mattina buon'ora la fabbrica mi a passa il tempo non corsi accanto tutti Lili Marlene, mami Lulia Marven, mami Lulia Marven. Quando cantavo la bella gigugin, tutte le sere mangiavo i tagliarin. Adesso che cantona Lili Marlene, la panza vede, i tubo pien, mami, Lulia Marven, mami, Lulia Marven. Accadde ancora che uno di quei giorni, all'ora di pranzo, da Radio Torino si sentirono i capi fascisti del Piemonte alternarsi a giurare che l'onta di Alba sarebbe stata lavata, rovesciata la barbara dominazione partigiana, eccetera, eccetera. La mattina del 24 ottobre videro sulla strada Alba Brava alzarsi un nuvolone di polvere e da questo usciva un tuono di motori. Spiando negli intervalli, tra un piopetto e l'altro, contarono una dozzina di grossi camion e un paio di piccoli carri armati. Su Alba suonò la sirena municipale. I civili si incantinarono e la guarnigione corse agli argini che già sul fiume si incrociavano i primi colpi. La Repubblica stabilì un fronte di non più di mezzo chilometro, disteso tra un peschetto e un arenile, e cercò di far forza nel punto migliore per il guado, immediatamente a valle del ponte bombardato dagli inglesi. Ma i partigiani concentrarono le mitraglie e quando quelli si presentarono al pulito fecero una salva che li ricacciò tutti nei cespugli, finché mandarono avanti uno di quei carri armati che si calò nel greto come un verme e facendo fuoco da tutti i suoi buchi entrò nella prima acqua, alta 2 panni. Ma un mortista partigiano azzeccò un colpo da 81 che rovinò giusto sul carro, che fece poi 1000 smorfie per tornarsene via.
e dopo un altro po' di bordello, tanto per prorogare il pranzo ai partigiani, allora una pomeridiana la Repubblica se ne andò. Ma non così in fretta che una squadra partigiana non guardasse il fiume e arrivasse al sedere della retroguardia. E se non la catturarono tutta, fu perché persero tempo a raccattare le armi che quelli gettavano. La sirena suonò il finis e fu un bel pomeriggio, con in piazza Umberto I il sole e la popolazione tutta ad aspettare i partigiani che tornavano dagli argini cantando la famosa canzone che dice: O tu Germania, che sei la più forte, su fatti avanti se hai del coraggio, se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti sapremo. Se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti sapremo. E al comando dei nostri ufficiali caricheremo fucile e mitraglia, ma se per caso il colpo si sbaglia, le bombe a mano l'assalto faremo. Ma se per caso il colpo si sbaglia, le bombe a mano l'assalto faremo. Quanti morti e quanti feriti e quanto sangue si è sparso per terra, ma partigiani